Vittoria esterna e rimonta per la nuova tre teste di Riccardo Contaldo, che batte il Pomezia al comunale di Via Varroni con il punteggio di 1-2, frutto dei gol di Scifoni e Palombi entrambi. Nella ripresa Pomezia, che era passato in vantaggio con la rete su calcio di rigore sempre ad inizio di secondo tempo, siglata da Ciapetti. Prima occasione da gol per la nuova tre teste sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi Pomezia che gioca sulla pressione avversaria, colpo di tacco in area di rigore, conclusione da parte di Colaiacovo, che termina però sul fondo. Ancora nuova tre teste con Silvestri, portiere della formazione padrona di casa, che esce in maniera forse intempestiva. Arduini prova il pallonetto, Taramburelli è lì e toglie le castagne dal fuoco dalla formazione di Andrea Miracapillo. Ancora nuova tre teste pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, batti e ribatti in area di rigore, conclusione con il sinistro che termina però sul fondo. Pomezia che si rende veramente pericoloso sul finale della prima frazione di gioco, palla lunga da parte di Muroschi con la formazione padrona di casa, che gioca con l'1-2 e ancora il numero 6 a trovare la conclusione, questa volta con il destro con Sfera, che termina di un soffio al lato. Nuova tre teste che invece si fa vedere con questo pallone in verticale, palla che arriva ancora al numero 10 della formazione in rosso-blu, Arduini, che va via sulla sinistra, mette il pallone al centro. Pomezia che però riesce a salvarsi con conclusione da parte della nuova tre teste, che termina sul fondo. Pomezia vicino al gol sul finale della prima frazione, Deste viene murato dall'estremo difensore della formazione ospite, e poi altra conclusione che termina sul fondo. Il match cambia volto ad inizio di ripresa, palla in verticale e viene steso proprio il numero 9 della formazione padrona di casa, penalty che va a battere Ciapetti trovando il gol al quarto del secondo tempo. Sinistro perfetto, palla da una parte, portiere dall'altra e Pomezia che passa così in vantaggio. La reazione da parte della nuova tre teste arriva immediatamente con il diagonale che termina sul fondo, poi nuova tre teste che opta per un cambio e arriva il pareggio con Scifoni che trova l'angolino al 14° del secondo tempo, destro perfetto da parte del numero 9 della formazione di Riccardo Contaldo, che rimette così in piedi il match, colpo di testa in seguito ad un corner poco più in là con Sfera che termina sul fondo, poi arriva il gol decisivo da parte del numero 20 Palombi, che va via in area di rigore, supera il suo diretto avversario in dribbling e chiude con il destro il 2-1, con cui la nuova tre teste ribalta il match. Nel finale doppia occasione da parte del Pomezia per il 2-2, calcio d'angolo che termina sul fondo, poi calcio di punizione con palla alta sopra la traversa al 40°. Infine, dopo 6 minuti di recupero, il match si chiude qui con il triplice fischio da parte del direttore di gara.